di lavoro, la dignità, la ridistribuzione della ricchezza, la tutela delle fasce più fragili e la giustizia ambientale e naturalmente il tema della pace e della guerra. Leggo che l'altro candidato principale ha in testa di portare nell'area deindustrializzata del porto una fabbrica militare, ecco, non è proprio la direzione giusta da imboccare. La stoccata al centrodestra, una settimana dal voto, arriva dal segretario di Alleanza Verdi Sinistra. Nel programma della lista a sostegno di Andrea Martella c'è la promozione dei principi costituzionali della pace con l'istituzione di un assessorato specifico che faccia tornare Venezia città di dialogo interculturale e centro europeo di scambi, con un'attenzione particolare alla regolazione del turismo. Un turismo che spesso e volentieri sul terreno del lavoro diventa dequalificazione, sfruttamento, precarietà, e anche qui è possibile intervenire, per esempio immaginando che il Comune con Andrea Martella possa diventare una sorta di certificatore di qualità del lavoro, della qualità del lavoro sul proprio territorio, con controlli, con incentivi a chi applica contratti corretti e coerenti con la contrattazione nazionale, che serve anche a una politica di diversificazione del lavoro. Bisogna investire sulla cultura, bisogna investire su politiche industriali orientate alla transizione, che anche qua non è una possibilità, è una necessità sul piano ecologico e sul piano industriale. C'è poi il fronte della riqualificazione edilizia e ambientale, con la tutela della specificità del territorio lagunare, la ripopolazione degli spazi vuoti della terraferma e un'attenzione particolare alla sicurezza con l'introduzione della figura dello street tutor. Figure professionali già attive in molte città italiane e che possono essere introdotte anche nel Comune di Venezia come delle figure di prevenzione che mediano i conflitti e cercano di intervenire prima che scoppino i problemi. Governare in modo diverso i territori, rendere visibile che esiste un'alternativa, si possono fare scelte diverse che producono diversi su tutto, dai temi della sicurezza, ai temi del lavoro, ai temi della qualità urbana, ai temi del diritto all'abitare, che è un'altra emergenza sempre più grande, in particolare in una realtà come questa dove l'overtourism e gli affitti turistici hanno determinato un elemento di droga per il mercato immobiliare impressionante. Si possono fare politiche diverse e quando si fanno e si fanno bene, questo dà forza al cambiamento.